Ciao Christian, ciao Ciao a tutti. Andrea. Oggi proveremo a cimentarci con una partita classica. Qua è una partita tra due giocatori del passato, magari non riveliamo per ora, no? Lo Ok, va riveleremo alla bene. fine. Ecco, in questa posizione, senza sapere come ci siamo arrivati, come, a che mossa siamo, eccetera, Christian deve simulare di avere il bianco e quindi dovresti valutare la posizione, dovresti dire, insomma, secondo te chi sta meglio, ok, che colore preferiresti? È il bianco, quindi non puoi scegliere il colore, però puoi decidere se è una disgrazia avere il bianco oppure se sei contento. E poi devi proporre la mossa, il piano. Ok, allora faccio i ragionamenti ad alta voce. Allora, paragono il materiale, la prima cosa che mi viene in mente da fare, e come pezzi leggeri e pesanti siamo pari. Vediamo i pedoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, pari di materiale. Il bianco sembra che ha un vantaggio di spazio. Mhm. L'alfiere del bianco lo considererei migliore dell'alfiere del nero, perché comunque fa qualcosa, mentre questo è totalmente intrappolato e per uscire avrebbe bisogno di un bel po' di manovre, quindi togliere anche il cavallo. E due torri abbastanza attive, anche se ci abbiamo a sua volta lui che attacca su questo punto. E la possibilità di fare questa, ma in realtà c'è l'inchiodatura sulla donna, però il cavallo comunque mi sembra ben sorretto e comunque più attivo rispetto a questo che non ha cose interessanti da fare al momento. Quindi preferirei il bianco, ti direi così. Mhm. E c'è il problema di questo pedone qui. Quindi è vero che c'è la colonna A che fa pressione su questo punto, ma Sì, forse scusami, ci una cosa importantissima, cioè dal punto di vista del lungo termine, c'è una cosa che tu hai detto tra le righe, che è considerato sicuramente, ma che è opportuno esplicitare, no? Sia per gli utenti ma anche per se stessi, per dargli ancora più importanza, Mhm. appunto, è l'analisi della struttura pedonale, È no? vero, sì, no, non l'ho... Quindi non l'ho- deve essere esplicitata al massimo. Allora, è già detto che la struttura possiamo dire che è quasi simmetrica, no? Quasi Ok, simmetrica non significa lo spazio, significa che abbiamo 5 pedoni, un'isola pedonale di 5 pedoni da una parte, no? A destra, perfetto, e un pedone contro uno nell'ala di donna, no? Quindi più o meno è perfetto. simmetrica, il bianco ha più spazio. Se parliamo di debolezze, quali sono le debolezze in entrambi i campi, esplicitando? Ok, allora abbiamo pedone in B3 Sì? per il bianco e sempre parlando del bianco non ne Ok. vedo, non ne E vedo il altri. nero? E il nero ha A6, D6, Ok, sì, ottimo, ok, no? ok. 6 di 6, diciamo che di solito le basi della catena di pedoni, no? Sono i pedoni, Mm. per esempio qua questi sono due pedoni isolati su colonna aperta, questo è un pedone arretrato, no? Su colonna chiusa. In questo contesto esatto c'è il cavallo che lo attacca. Diciamo che però di 6 più facilmente difendibili, B3 a 6, no? Che sono i pedoni isolati, sono questi. Sì, sì, Noi teoricamente H2 e G7 però sono talmente facili da difendere, talmente difficili da attaccare che non si considerano nemmeno debolezze, no? certo. Dal punto di vista estremamente accademico lo sarebbero. Va bene, quindi magari un piano interessante potrebbe essere, cioè dal punto di vista logico, no? Potrebbe essere provare a catturare la debolezza avversaria salvaguardando o far pressione su quella avversaria salvaguardando al contempo la nostra, no? Certo. E il primo pensiero così che mi è venuto in mente è, magari è sbagliato, riuscire a difendere questo pedone con un pezzo leggero, tipo il cavallo, così io annullo tutte le sue rotture di scatole qui e io finalmente posso essere libero poi di pianificare. Perché finché devo tenere una regina e una donna al controllo di questo pedone, soprattutto questa torre.
non so, cioè poi mi sento limitato dal punto di vista offensivo. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è magari, e chiaramente ora nell'immediato non si può fare, un cavallo in A5 che difende qui, attacca la sua torre e sono pronto eventualmente quando lui toglierà il cavallo ad entrare in C6. Questo è quello che mi piacerebbe avere. Poi da quel momento in poi lì le torri sono libere di attivarsi dall'altra parte. Sì, è vero che si può giocare sempre, perché aumentare la pressione su questo pedone, come si fa? Si potrebbe giocare contro questo pedone, ma ci vorrebbe una roba di questo tipo, però non so, la E poi lui vedo. potrebbe giocare, non so, cavallo C8 e comunque lo Esatto, difende. esatto, esatto, e già lo difende, super difende, sì. Quindi sì, forse mi verrebbe in mente un piccolo piano a brevissimo termine di giocare un cavallo a 5, però chiaramente Mhm. prima devo rimuovere la regina da lì E come o. lo eseguiresti? Allora, vediamo un po'. Stavo anche vedendo, scusa, intanto mi è venuta anche in mente questa idea, stavo valutando anche l'ipotesi di giocare subito un'eventuale torre a 5 subito, però Mhm. stavo vedendo se sono più i pro o i contro, se lui riesce a entrare in Torre a più. 5 cosa succederebbe? Torre a 5 e lui non riesce più con la donna a difendere il punto a 6, quindi penso che giocherebbe donna B3. Mhm. Io cambierei, lui Torre verrebbe con la sua B3, torre in B3 e ho l'alfiere difeso dal cavallo, posso prendermi il pedone in A6, torre per A6, torre per A6, torre C3, torre B3, no, torre C3, torre C3, scusa, torre C3, per attaccarmi il cavallo. E il cavallo è. Non so se c'è abbastanza compenso. no, in che senso compenso? Cioè, nel senso, non so, cioè, penso che perdo un pezzo, no? No, penso che hai torre A4. Torre a qua. Ah, torno indietro una torre in A4. No, quello che bisogna capire è se la posizione è migliorata o peggiorata. Eh sì, eh sì. Sì, forse si è un po' slegato. Forse si è un po' slegato. Secondo me va un po' contro il tuo principio secondo cui B3 era più difendibile rispetto ad A6, no? Sì, sì, Cambiare tali pedoni. sì. È un po' poi in generale, anche se vuoi vincere, se cambi le tue debolezze con le sue, non è. Esatto, esatto. No, infatti. Sì, Andiamo a ok. vedere la variante. Allora, stiamo dicendo che questi pedoni sono deboli e la prima tesi era che A6 fosse più debole di B3. Già a livello concettuale non è. Allora, dopo torre A5, donna per. Ora non possiamo catturare in D6 pena la perdita dell'alfiere. Sì, Quindi dobbiamo catturare in A6 se non vogliamo rimanere con un pedone in meno. A questo punto torre C3. Ora ancora una volta se catturiamo in D6 cade l'alfiere. Non possiamo mhm. lasciare il cavallo in presa. E se giochiamo torre A4, diciamo che lui poi difenderà il pedone in qualche modo. Non so se cavallo C8 o cavallo Si libera, D6. si Qua il nero libera. sopravvive, no? E Sì, ha sì, meno sì, sì. debolezze. Secondo me rispetto a prima a posizione più facile da tenere, c'è un po' meno spazio, Sì, non so, magari inizia a dare degli scacchi, sì, 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 sì. cosa ne pensi? Magari non No, no, è. no, Cioè, non sì, so se era tutto ciò che potevamo fare, no? Magari prima avremmo potuto fare di più, forse, no? sì, sì, Ok. Piaceva di più l'altro piano, però non so sì. come volevi pianificare cavallo A5. Come volevi pianificare cavallo A5? Ok, allora, togliendo la donna, sicuramente. Dove, per esempio?
Mi verrebbe da occupare le case scure, quindi D2 soprattutto anche per evitare, non so, scacchi di donna in E2, in D2. La metti tipo in D2, no? Sì. Ok, diciamo che deve prendere le difese, no, del pedone in D6, diciamo che fa tipo cavallo G6 per dire. Ok. Forse ora si può giocare subito cavallo in A5. Qua giocheresti cavallo A5, no? Interessante, no? Con che valutazione? La torre ha l'unico modo per rimanere sulla colonna B, anche se non so a che pro, sarebbe tornare in B8, dovrebbe andare in C7 e in C7, C7 sì, ora c'è sempre cavallo C6, ma non so se farla subito, anche perché lui ci ha subito poi, a parte che può ritornare in B7, poi c'ha cavallo E7. Dare cavallo E7 per provare a lottare. Quindi a questo punto Diciamo che secondo me ancora la posizione sembra buonissima, ma non si vede ancora un progresso chiaro verso la vittoria, no? Sì. O mi sbaglio, però è ottimo il cavallo in A5, però ancora non si capisce poi come vinci, no? Cavallo in A5 difende B3, può attivarsi, però se sposta in C6, B3 comunque non perde il supporto. Ecco, guarda, allora tutto ciò che hai detto va bene, la valutazione è perfetta, però secondo me non hai tratto le migliori conclusioni dalla tua valutazione. Ok? Adesso se vuoi, cioè è comunque tutto ciò che hai detto mantiene il vantaggio, però non è così lineare come il piano che ha scelto Rubinstein. Adesso non so se vuoi che proviamo a entrare nella mente di Rubinstein e ricostruire il suo pensiero, o vuoi pensarci ancora un po'? No, va bene, va bene. Ecco, Vediamo. ok, Rubinstein probabilmente avrà pensato tutto ciò che tu hai detto. Ha pensato che queste sono le debolezze, che i pezzi migliori, l'alfiere migliori. Ha pensato che A6 è più debole di B3, anche perché grazie al nostro spazio possiamo coordinarci meglio. Ha pensato che vuole difendere D2 con un pezzo leggero, però vuole mantenere. Quindi avrà pensato che A5 è appariscente, e magari ha pensato che un'altra casa meno appariscente difende B3, lasciando però la colonna aperta. Magari questa casa potrebbe essere D2. Cosa ne pensi? Ok. Quindi magari ha pensato che può spostare la donna per mettere il cavallo in D2, Ok. difendere B3 e fare pressione su A6, Ok. no? Però ok, su donna C3 per dire, a parte che magari lui ci può inchiodare, a parte tutte queste cose, allora diciamo che lui comunque mantiene una buona difesa, no? Quindi sarebbe bello che anche la donna o si cambiasse con la donna nemica o facesse pressione su questi punti. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Quindi sarebbe interessante magari mantenere la donna che fa pressione su B5 a 6, portare il cavallo in D2, quindi un piano potrebbe essere re F1, re 2, ma puoi giocare cavallo D2, ma siamo ancora in medio gioco, no? Quindi magari non è ancora tempo di attivare il re, e quindi gioca una mossa, cioè gioca una ritirata, gioca due mosse che sembrano una ritirata ma che distruggono la posizione. Cosa ne pensi di donna F1? Per Certo. giocare cavallo di 2 alla mossa seguente. Cosa ne pensi a parte gli scherzi? No, ha assolutamente senso, assolutamente senso Perché per dire, forte. proviamo a giocare. Ora tra l'altro il pedone è in presa, no? Quindi lui lo difende, no? Certo. Ora giochiamo cavallo di 2. Ora guarda un attimo. Ora stiamo minacciando. Ora abbiamo difeso B3. I nostri pezzi non sono. E stiamo attaccando A6. Sì, sì.
Cioè, come fa a difendere A6? Madonna. Se sposta la donna, cade A6. Sì. Se lui passa, possiamo catturare A6 oppure cambiamo le donne, li cambiamo il difensore e catturiamo A6. È indifendibile, no? Tale pedone. Certo. Se gioca A5, ora possiamo cambiare le donne e ora a questo punto possiamo di nuovo riportare quel cavallo che cattura il pedone, no? Però nella sua semplicità non è molto chiaro e preciso e si vede subito perché questo piano funziona. Certo, certo. Bellissimo, no? Sembra una ritirata, ma è È devastante. vero. Bello, Qua, bello. qua donna B4 ha giocato l'avversario di Rubinstein e qua la speranza era che se Rubinstein catturasse, qua magari, non so, il nero può provare a cercare qualche spiraglio di luce, no? In un controgioco Ok. sulla donna C e Rubinstein cambia le donne. Donna per C, ecco qua adesso una decisione chiave. Giochiamo B per C4 o cavallo per C4? Questa è chiave, sì. È chiave, sì. Allora, in genere si cerca sempre di accorpare, no? I propri pedoni in un'unica catena. Però se faccio l'accorpamento, poi mi risulta difficile spingere C5, anzi, mi risulta difficile spingere C5. E se non accorpo, se vado con cavallo, ok, sì, faccio pressione su quei punti lì, però ho sempre poi la debolezza su B3, se tolgo il cavallo da lì. Se tolgo il cavallo da lì, c'ho la debolezza. Quindi, però se gioco, sì, se catturo col pedone si apre la colonna B. Che cosa fa sulla colonna B? Niente al momento. E poi come spingerò in C5? Ci vorrà un cavallo in B3. Anche se il pedone in B3, quando lui arriverà col cavallo in B6, il pedone da B3 gli toglie attività a quel cavallo, quindi potrebbe essere fondamentale tenerlo in B3 però se lo tengo in B3 non è che potrà stare all'infinito in B3, dovrà spingere Ogni volta i pro e i sei contro bisogna soppesarli. sì. TikTok, Allora, che se mi rimane in lo B3 Zynot devi scegliere velocemente. ecco perché perdo per il tempo con questi ragionamenti che faccio. No, ti dico che è impossibile prevedere tutta la partita, quindi deve essere anche istintivo. Vediamo se il tuo istinto è come quello di Rubinstein. Cavallo per C4. Ottimo, cavallo per C, come Rubinstein. Sì, Rubinstein pensa nel lungo tempo, pensa che Rubinstein già dà già per scontato che cada a 6, che quindi avrà un pedone in più. Perché... Ok. Però qua dopo, una volta che cadrà a 6 sarà più difficile da sfruttare. Questo pedone sarà un pedone in più, no? E una volta che cade a 6 questo pedone sarà passato. Rubinstein pensa che questo pedone è più debole e nel breve termine tu dici che è attaccabile, però cioè, basta che il cavallo poi torni in D2 che lo difendiamo di nuovo, no? Quindi cavallo per C4, molto bene. Di fatto torre a B8 e qua cavallo D2. Di nuovo il pezzo leggero lo difende, A6 indifendibile, ma anche in altri modi, cioè non c'era modo di difendere, di impedire cavallo D2 e torre per A6, era impossibile. Indifendibile, controlliamo tutte queste caselle, l'alfiere è buono. No? L'alfiere indirettamente ci aiuta, gli toglie queste caselle. Senza gli alfieri poteva fare torre A7 se nessuno dei due. Torre B8, cavallo D2. Torre C7, torre per A6.
Torre C2 prova a entrare in seconda, ora torre A2 semplificazione. Va bene semplificare. Torre per, alfiere E7. Ora, come giochiamo per migliorare la nostra posizione? Piccolo piano, cosa possiamo migliorare ora? Siamo in finale, quindi che cosa dobbiamo fare quando siamo in finale? Centralizzare il re, Migliorare il re, no? Dargli... Che piano potresti fare? Dove vuoi mettere il re? Allora, sarebbe l'ideale, sarebbe in E6 o C6, arrivare Però in è molto facile frenarci con re F7. Esatto, esatto. Poi devi giocare dove sei forte, tu sei più forte nella donna, un pedone in più. Cosa ne pensi di portare il re in C3 per svincolare il cavallo e iniziare a spingere il pedone? Perfetto, perfetto. Micropiano, portare quel re e svincolare il cavallo, re F2, bellissimo. Ora Rubinstein come vince? Re F7, re 2, re 8, re di 3, re di 7, re C3. Ora il cavallo, piccolo micropiano, il re difende il pedone, lo appoggia e il cavallo può muoversi. Alfiere di 8, cavallo C4, alfiere C7. Ora non c'è fretta, si poteva giocare B4, ma Rubinstein ora gioca G4 per fissare la struttura del nero sulle fasi scure. Non so, magari si spinge anche in H4 o in H5, poi un giorno il cavallo va ad attaccare questa struttura. Il nero non ha altro da fare che aspettare, torre A7, creando pressione. Alfiere C7, H4, ormai tutto è inesorabile. H5, alfiere C7, ora B4, iniziando a spingere il pedone in più. Torre B7, torre A8, re di 8, a questo punto altro micropiano, si porta il re in A4 per appoggiare un ulteriore avanzata. Mamma mia, che tecnica. Re B3, ora torre B8 gioco, perché sennò re A4, B5, cavallo A5, cioè comunque vince il bianco comunque. Sì. E o re A4 e cavallo A5, quindi torre B8, presa, B5, idea B6, re B4, re B5, entrare con i pezzi, e ormai cavallo E7, B6. Ora qua la disperazione del nero F5, perché se il nero aspetta prima o poi perde, no? Entriamo con il re, cavallo C6, poi accompagniamo il pedone a promozione, cioè inesorabile, F5. L'idea è di rompere la struttura, creare debolezze, su e per cade D5, però G per. Ora qua vuole giocare cavallo F6 per H5 per poi spostare il cavallo, avere un po' di controgioco con questo pedone passato. Ora Rubinstein potrebbe vincere continuando con il suo piano che arriva primo di gran lunga, però dice perché dare controgioco? F2. Su cavallo F6 il cavallo lo cattura, zero controgioco. C8 guardando dall'altra parte, da questa parte fare cavallo F6, lui dice no, non ti do nemmeno il pedone in H5. Ora il cavallo è attaccato, il nero abbandona. Perché abbandona? Tutto è bloccato, su cavallo F6 possiamo catturare, avanziamo. Ora pian piano entriamo, no? E gli mangiamo tutto, cavallo per D6, accompagniamo il pedone a donna. Genio. Bellissimo, no? Ed è bellissimo come tutto questo si sia conseguito dopo due mosse. Sembra che torniamo indietro, ma in realtà mosse fantastiche, no? Sì, veramente. Comunque ho visto, se mi permetto di dare un piccolo consiglio per migliorare, oppure una piccola diagnosi, vedo ottime considerazioni posizionali, solo che a volte devi cercare di trarre le conclusioni corrette, no? Magari devi chiederti se il piano che proponi è il più logico, cioè magari dici B3 è meno debole di A6 e poi lo vuoi cambiare, no? Oppure voglio attaccare B3 e difendere A6 e il cavallo lo metto in A5 anziché in D2, no? Queste piccole cose, no? Che come si possono migliorare queste cose continuando a vedere esempi, facendo certo. libri di scacchi, esempi classici, seguendo i tornei moderni. Più uno vede, più impara, ed è molto utile esercitarsi, no? Provare a pensare, magari guardare le partite dei tornei con il motore spento, no? Perché magari cioè tutti guardano con il motore acceso e dopo non ragionano, no?
È vero, è vero, è vero. È fondamentale. Oh, se teniamo conto che una volta i motori neanche c'erano, quindi cioè, Vero, Quintino non ce l'aveva. se riuscivano a diventare gran maestri senza motore, vuol dire che è possibile anche nel Facevano 2022, questi no? capolavori, no? Senza prepararsi, no? Sì, giocavano fino a... E poi alcuni, quando andavano in busta, che si Sì. analizzavano tutta notte, no? Che anche giocatori Follia. così, senza motore, facevano delle analisi pazzesche, no? Ma anche in apertura, no? Tutti avevano propri interi libri, no? Tutti fascicoli, no? Di varianti, così, che scrivevano tutti a mano. Però no, non bisogna esagerare, le aperture, così si può, ma tutto si può controllare, no? Con il moto, però prima uno deve pensare con la sua testa e poi magari, non so, magari uno segue un torneo, uno segue il Grand Prix, no? Che c'è in questi giorni, il Grand Prix di Berlino, prima guarda le partite a motore spento e si fa delle domande, perché hanno fatto questo, poi dopo usa il motore solo per verificare, no? Ma non dall'inizio. Certo, certo. Bene, bene Andrea, anche questa posizione ha dato grandi possibilità di ragionamento. Spero che anche voi da casa ci abbiate seguito. E se sei stato troppo veloce, ma non credo perché con la mia velocità di calcolo siete sicuramente stati tutti dietro. Potete anche, c'è la rotellina in basso al player di YouTube, potete fare anche 0,75, 0,5 per rallentare e poter vedere con più calma le varie analisi, ma credo che non ci sia assolutamente bisogno. Io ti ringrazio ancora Andrea e fateci sapere se vi sono piaciuti questi video. Se vi sono piaciuti possiamo continuare a fare altri esercizi di valutazione o di calcolo o di tecnica. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie mille Andrea, grazie di cuore. A presto. Ciao. Ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!